Buongiorno a tutti ragazzi, un'ondata di maltempo sta colpendo nelle ultime 48 ore gran parte del Brasile, con temporali veramente esagerati e grandinate distruttive. Come potete vedere in questa foto, che poi non è la foto di lì ragazzi, queste palline di ghiaccio in effetti sono stimate sui 5-10 centimetri, invece lì addirittura si è arrivata quasi a 30 centimetri, quindi una palla proprio grande, diciamo una pallina proprio. Quindi quelle che stanno nella palma di quest'uomo, ciao Jasmine, sono quelle più piccole che sono arrivate lì. In effetti sì, la situazione sta peggiorando tutta la costa atlantica e sud del paese, dove tutto quello che è stato colpito è stato danneggiato, quindi un casino veramente proprio. Quindi non è che scende grandine dal cielo. No, almeno è successo alla città di Lago Avemel, in Brasile, non è qui. Fortunatamente perché il ghiaccio accumulato ha raggiunto, allora si chiama Lago Vemella, è una città brasiliana, quindi è quasi spagnolo in effetti, la parola che ho detto, quindi non è perciò tu dici dove. Comunque il sud del Brasile, per essere diciamo più italiano, quindi non dico dove. Comunque Lagoa Vemella è. No, ma figurati. Il ghiaccio ha raggiunto ragazzi 30 centimetri e i danni sono stati davvero troppi. Quindi immaginiamo che 30 centimetri ragazzi sono tutte quelle palline che stanno in questa palma di mano di questo signore nella foto, diciamo. Quindi immaginati arriva una cosa di questo in testa quando cammini. Ciao Ornelia, ti fa proprio male. Quindi è un fenomeno che alquanto insolito, hanno detto i meteorologi di lì, però la situazione si è aggravata su tutta la costa atlantica e sud del paese, dove tutte le abitazioni, auto sono state sfondate proprio da questa grandine, quindi una cosa che anche loro hanno detto non era mai capitato negli ultimi 30-40 anni, quindi ancora una volta il cambiamento climatico è ovunque, non solo in Italia oppure in Brasile, diciamo è un po' ovunque ragazzi, quindi un chicco di grandine di 30 centimetri, non so se mi spiego, ma è esagerato, quindi lo potete trovare su Clima Estremo 24, Clima Estremo 24, diciamo questo fatto. Purtroppo numerose abitazioni, dicono, sono state totalmente distrutte. Circa 500 in questa città brasiliana. 500 abitazioni, ragazzi. I tetti sono tutti sfondati, quindi tutti i tetti delle case sono rotti. Pensate un poco che arrivava dal cielo. A parte tutti i vetri rotti, auto che si hanno sfondato sia il parabrezza che il vetro davanti ed il lunotto di dietro, quindi proprio un casino. Quindi l'hanno descritto una devastazione. Quindi come potete vedere ragazzi, come ho sempre detto io, ma non lo so, io faccio sempre il solito complottista, dico è ARP, diciamo manipolamento climatico, non si sa, rimane sempre un mistero, però non è normale che dal cielo scendano le pietre, si può dire. Le pietre sono più piccole forse, quindi nemmeno una tazzina da caffè che ho davanti, no, più piccole, quelle più grandi, 30 centimetri. Sarà una specie di telefono che scende dal cielo, più o meno, tanto per intenderci. Una pallina da golf è pure piccolina, più o meno più grande di una pallina da golf. Era quelle là più piccoline. Secondo me tutta la mano del Signore è qua in foto, quella del chicco di grandine è più grande che è caduto, diciamo, dal cielo. Quindi, diciamo, una cosa che se ti arriva in testa, ti rimane lì per terra e buonanotte. Quindi, a parte i danni che sono stati fatti in tutta questa città, quasi 500 case distrutte, cioè non vetri, tetti, auto, quindi
povero a chi si aveva comprato un'auto nuova e ce l'aveva lì, quindi. Come il mio amico in Germania, che in Germania mi mandò le foto e mi disse guarda qui la macchina nuova, l'Alfa Romeo comprata nuova, tutta ammaccata e tutti i vetri sfondati. Per una grandinata, quello una macchina di 30.000 euro l'aveva distrutto in 2 minuti. Quindi ragazzi, è meglio non avere l'auto nuova, forse così uno non si intossica, come dico io. Questa è una notizia davvero strana, però vera, quindi proprio pazzesco. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata a tutti. Qui, perlomeno a Salerno, oggi è una bella giornata. Credo che a sud, a nord, voglio dire, già sia in arrivo il maltempo, però qua, come sempre, qua stiamo. Allora, te lo dico com'è. Clima estremo 24. Clima estremo 24. Sì, ma quello lo avevano detto in effetti, quindi era saputo comunque il. No, figurati, ormai, Omelia. In effetti ieri si vedeva che su tutto il nord ci stavano queste nuvole di maltempo, invece qua, come al solito, sole, non ci stavano neanche le nuvole da noi, proprio il sole e basta. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, mi faccio un altro caffettino che così ci riprendiamo meglio. Un caffè è poco a me la mattina, magari due ce ne vogliono. Ci sentiamo dopo ragazzi, ciao a tutti.